Oltre le vette entra nel vivo del fitto programma di appuntamenti dedicati alla montagna e alla sua gente. Domenica 8 ottobre, lo scenario suggestivo del rifugio antiaereo di Lambioi è stato avvolto dalle note sperimentali dell'artista vicentino Alberto Peruffo, che ha incantato gli spettatori con la sua particolare performance audiovisiva. Questo lavoro è proprio un esempio di grande connessione tra l'ambiente classico contemporaneo della musica, l'ambient, e poi gli ambienti himalayani inesplorati, che sono cose ancora da vedere, dunque assai contemporanee. Alpinismo, scienza, arte visiva e musica per restituirci un'idea pionieristica e nel contempo innovativa del salire una montagna. Un'esperienza sensoriale dove ho, per così dire, ucciso la narrazione con questa macchina a vento, che è questo strumento straordinario, un campionatore di suoni, e dove cerco appunto di fare rivivere l'emozione, i sentimenti, le paure, i timori che l'esploratore vive di fronte all'ignoto. Lunedì 9 ottobre, presso la Sala Bianchi, è stato presentato il libro Cinema e montagna, Louis Trenker, Tra nuvole e rocce, un'opera realizzata dall'autore Maudie de Marc, tragicamente scomparso durante una scalata nel gruppo del Cridola nell'agosto 2012. Questo libro è la tesi di laurea di Maudie de Marc, alpinista bellunese scomparso nel 2012 in una uscita del suo corso alpino, ed era la tesi dedicata a Louis Trenker, che è il più grande cineasta di montagna degli anni 20, 30, 40, 50, un personaggio molto discusso e che solo con questa tesi, finalmente grazie a questa tesi, riesce ad essere finalmente riletto con un'ottica che non è negativa come era stata fino ad ora. Riesce a far capire che anche se ha lavorato negli anni del fascismo e del nazismo, anche se ha lavorato negli anni di un alpinismo troppo plastico e così come dire facile da raccontare, in realtà ci sono dentro molte più sfaccettature. Ma oltre le vette significa anche raccontare la montagna come scelta di vita, aspetto che verrà approfondito dal film Dolomiti, Economia del bene comune, in programma per giovedì 12 ottobre al Teatro Comunale, con la presenza dei rappresentanti della Fondazione Dolomiti UNESCO e il giornalista Piero Badaloni. Il 12 di ottobre al Teatro Comunale alle 21 Piero Badaloni e il suo nuovo ultimo reportage sulle Dolomiti dedicate all'economia del bene comune, con tante esperienze e racconti delle storie di tanti imprenditori che riescono a rimanere ad abitare nelle valli delle Dolomiti facendo qualcosa che possono fare solo qui. E questo credo che sia un messaggio importantissimo che porta anche un bel segnale per il futuro.